Giorgio Lago, giornalista e profondo conoscitore del Nord-Est e dei suoi problemi socio-economici, che cosa pensa su quanto è successo? Glielo ha chiesto Ida Peritore, sentiamo. Qual è secondo lei la chiave di lettura di questo episodio? È una chiave di lettura doppia secondo me, c'è dentro un po' di tutto, c'è un po' della vecchia Liga Veneta, di questo mito della Serenissima del Veneto, quindi un autonomismo di antico stampo che risale quasi a Franco Rocchetta, ecco, sembrerebbe lui l'ideologo di questo tipo di bandiera, non è la bandiera padana, la bandiera verde, la bandiera della Repubblica del Nord, però c'è anche l'altra faccia, secondo me questo tipo di operazione così massiccia, così grave, così che sceglie Venezia come simbolo non sarebbe mai stata possibile se non ci fosse stata la grande radicalizzazione della Lega Nord. È il secessionismo, è il separatismo che ha inserito, come dire, l'estremizzazione, la voglia di gesto, la voglia di sfida, e questo è il fatto nuovo e pericoloso.